Risorge Sneijder e risorge d'incanto l'Inter che spugna il Friuli, scavalca la Roma e aggancia l'Udinese portandosi a -3 dalla Lazio. Aveva ragione Stramaccioni, la sua squadra non è morta ed è in piena lotta per il terzo posto. Dopo il fallimentare 4-2-3-1 di Firenze, il tecnico romano rilancia Guarin a centrocampo e schiera un 4-3-2-1 con Sneijder e Alvarez dietro a Milito. Sarate va in panchina, solito 3-5-2 per l'Udinese di Guidolin, che si affida al tandem offensivo di Natale Floro Flores. La notizia della sconfitta della Lazio nel lunch match dovrebbe motivare entrambe le squadre e invece in avvio carica solo i padroni di casa che passano al quinto. Tutto nasce da una magia di Di Natale che si inventa una fantastica rabona. Armero anticipa Maicon e serve Danilo che controlla, prende la mira e fulmina Giulio Cesar con un destro terrificante. Primo bellissimo gol in Serie A per il difensore brasiliano che aveva segnato soltanto in Europa League a Salonico contro il PAOK. L'Inter accusa il colpo e all'ottavo rischia di capitolare ancora. Per fortuna di Giulio Cesar, il sinistro di Asamoah termina a lato. Dal possibile 2-0 si passa 2 minuti più tardi al pareggio dell'Inter che gela il Friuli colpendo al primo affondo. Grosse però le responsabilità di Handanovic che si fa bucare da un'innocua conclusione di Sneijder e rimette in partita i nerazzurri. Per l'olandese che non andava in rete dal 26 ottobre è il secondo gol in campionato. Un gol che cambia il match perché l'Udinese rallenta e inizia a lasciare il controllo del gioco alla squadra di Stramaccioni che prende fiducia e alza il baricentro. Quando poi girano i campioni basta un lampo per far male agli avversari ed è quello che succede al 28esimo. Maicon serve Milito che protegge il pallone aggirando Danilo e serve a Sneijder la palla del 2-1. Splendido il tocco sotto dell'olandese che supera Handanovic e fa doppietta, cosa che in maglia nerazzurra non gli capitava dal 9 gennaio 2010 in un 4-3 al Meazza contro il Siena. Milito che protegge palla e illumina il corridoio a sinistra per Sneijder. Ai tifosi nerazzurri torna in mente il gol dell'1-1 nella ormai storica semifinale d'andata col Barcellona. Si riscatta il numero 10 dopo una stagione tormentata tra infortuni e panchine e vola l'Inter che non si ferma e al 37esimo castiga per la terza volta i friulani con una prodezza. La confeziona Alvarez che mostra finalmente tutto il suo talento dopo una stagione più di ombre che di luci. L'argentino servito in profondità da Guarin mette a sedere Danilo con un dribbling secco di sinistro e trafigge Handanovic con un morbido tocco di destro. Terzo gol interista per Alvarez, secondo in campionato dopo quello a Lecce dello scorso 21 dicembre. Funziona il modulo scelto da Stramaccioni in cui oltre ai tre davanti brilla Guarin, schierato nel centrocampo a 3 con Cambiasso e Stankovic. L'Udinese si risveglia nel finale di tempo e al 42esimo chiede un rigore per fallo di mani di Nagatomo che ferma in maniera sospetta un cross di Basta. L'arbitro Banti fa proseguire. Il Friuli protesta anche in avvio di ripresa quando Floro Flores lanciato a rete va giù in area tra Nagatomo e Lucio, ma il replay questa volta sembra dare ragione all'arbitro. L'Udinese attacca a testa bassa e l'Inter non riesce più a uscire. Al 15esimo Guidolin si gioca il doppio cambio. Dentro Pasquale Pereira per Armero e basta. Diventa un assedio quello dei bianconeri e Giulio Cesar deve salvare per 2 volte i suoi nel giro di un minuto. Prima su una conclusione di Asamoah e poi su Di Natale che fa fuori Lucio e scarica una gran botta respinta dal portiere brasiliano. L'Inter prova un break al 20esimo con la progressione di Maicon che però calcia addosso ad Handanovic. Stramaccioni decide allora che è il momento di coprirsi e inserisce Obi per Alvarez. Più che il nigeriano è però Sneijder a prendere per mano l'Inter che torna a farsi vedere in avanti. L'olandese prova un paio di conclusioni che non inquadrano la porta ma servono per interrompere il monologo friulano. Guidolin butta nella mischia anche Torge che al 37esimo lancia Floro Flores. Ancora una volta è Giulio Cesar a metterci una pezza rimediando all'errore di Lucio. Stramaccioni richiama l'acciaccato Milito per Sarate, poi Sneijder per Poli. L'ultimo brivido, nei 6 minuti di recupero arriva al 50esimo quando Floro Flores di testa manda fuori, rubando il pallone a Danilo. L'Udinese perde il primo dei 2 scontri diretti casalinghi, ma resta a -3 dalla Lazio che si presenterà al Friuli domenica sera. L'Inter riscatta il KO dell'andata e adesso è davanti ai bianconeri per gli scontri diretti. 11 punti in 5 partite per l'imbattuto Stramaccioni e questa vittoria sa di svolta vera. Per l'olandese che non andava in rete dal 26 ottobre è il secondo gol in campionato. Un gol che cambia il match perché l'Udinese rallenta e inizia a lasciare il controllo del gioco alla squadra di Stramaccioni che prende fiducia e alza il baricentro. Quando poi girano i campioni basta un lampo per far male agli avversari ed è quello che succede al 28esimo. Maicon serve Milito che protegge il pallone aggirando Danilo e serve a Sneijder la palla del 2-1. Splendido il tocco sotto dell'olandese che supera Handanovic e fa doppietta, cosa che in maglia nerazzurra non gli capitava dal 9 gennaio 2010 in un 4-3 al Meazza contro il Siena. Milito che protegge palla e illumina il corridoio a sinistra per Sneijder. Risorge Sneijder e risorge d'incanto l'Inter che spugna il Friuli, scavalca la Roma e aggancia l'Udinese portandosi a -3 dalla Lazio. Aveva ragione Stramaccioni, la sua squadra non è morta ed è in piena lotta per il terzo posto.
Dopo il fallimentare 4-2-3-1 di Firenze, il tecnico romano rilancia Guarin a centrocampo e schiera un 4-3-2-1 con Sneijder e Alvarez dietro a Milito. Sarate va in panchina, solito 3-5-2 per l'Udinese di Guidolin, che si affida al tandem offensivo di Natale Floro Flores. La notizia della sconfitta della Lazio nel lunch match dovrebbe motivare entrambe le squadre e invece in avvio carica solo i padroni di casa che passano al quinto. Tutto nasce. Ai tifosi nerazzurri torna in mente il gol dell'1-1 nella ormai storica semifinale d'andata col Barcellona. Si riscatta il numero 10 dopo una stagione tormentata tra infortuni e panchine e vola l'Inter che non si ferma e al 37esimo castiga per la terza volta i friulani con una prodezza. La confeziona Alvarez, che mostra finalmente tutto il suo talento dopo una stagione più di ombre che di luci. L'argentino servito in profondità da Guarin mette a sedere Danilo con un dribbling secco di sinistro e trafigge Andanovic con un morbido tocco di destro. Terzo gol interista per Alvarez, secondo in campionato dopo quello a Lecce dello scorso 21 dicembre. Funziona il modulo scelto da Stramaccioni, in cui oltre ai tre davanti brilla Guarin, schierato nel centrocampo a tre con Cambiasso e Stankovic. L'Udinese si risveglia nel finale di tempo e al 42esimo chiede un rigore per fallo di mani di Nagatomo, che ferma in maniera sospetta un cross di Basta. L'arbitro Banti fa proseguire. Il Friuli protesta anche in avvio di ripresa quando Floro Flores lanciato a rete va giù in area tra Nagatomo e Lucio, ma il replay questa volta sembra dare ragione all'arbitro. L'Udinese attacca a testa bassa e l'Inter non riesce più a uscire. Al 15esimo Guidolin si gioca il doppio cambio. Dentro Pasquale e Pereira per Armero e Basta. Diventa un assedio quello dei bianconeri e Giulio Cesar deve salvare per due volte i suoi nel giro di un minuto. Prima su una conclusione di Asamoah e poi su Di Natale, che da una magia di Di Natale che si inventa una fantastica rabona. Armero anticipa Maicon e serve Danilo che controlla, prende la mira e fulmina Giulio Cesar con un destro terrificante. Primo bellissimo gol in Serie A per il difensore brasiliano che aveva segnato soltanto in Europa League a Salonico contro il PAOK. L'Inter accusa il colpo e all'ottavo rischia di capitolare ancora. Per fortuna di Giulio Cesar, il sinistro di Asamoah termina a lato. Dal possibile 2-0 si passa 2 minuti più tardi al pareggio dell'Inter che gela il Friuli colpendo al primo affondo. Grosse però le responsabilità di Andanovic che si fa bucare da un'innocua conclusione di Sneijder e rimette in partita i nerazzurri.